notato che con Fabio ultimamente abbiamo fatto due cose da giovani. A mega partita a basket e a giornata nerd qua con i computer, come i bozze 14 anni. Che vuole ogni tanto, che vuole ste robe, dai. Che altri vezzi Idrio Farnana, noi altri stiamo qua tranquilli al caldo. E Giovanni cosa fa Giovanni? E Giovanni è il tacchigna con quei bombo del gas. Mi fa paura questa là, però tacchignare quei bombo del gas in parte al me camper, se essere sincero. Qui si è aggiunto un Mobil Beta. E ora vale le passare anche al tu Samuel che lui ha anche il canale YouTube, mi contava dei viaggi da bimbi. Viaggi da bimbi, Esatto. ma così viaggi per bambini, Per no? bambini, esatto. Dai. Escursioni qua in zona, cercando di fare una cosa un po' comoda a casa, un Sì. po' per tutti, e sperando di diventare camperisti di nuovo fra poco. Bella idea, io seguo senz'altro perché volentieri. come qualcuno sa, insomma, io e l'Alessia non siamo soli e quindi ci aggregheremo senz'altro. Bene, Quindi, volentieri. Alla viaggi prossima, da bimbi. Esatto. Più semplice così, se riesci a registrarlo. Qua bisogna dover mettere in moto anche dal punto di vista camperisti, per cui magari tutte quelle escursioni che si può fare sulle zone nostre, farle sia quei privati che vogliono camminare, fare la passeggiata, e sia organizzare anche i camper, fare tipo il mini raduno, fare la passeggiata sempre storico, culturale, ambiente, eccetera, e cercare di ampliare il giro a loro e anche agli altri divertirsi. Capio Italia, no, non t'ha capito perché ho schizzato a metà discorso. Allora, praticamente ti riassumo stringo. Allora, l'attività qua, il canale, ossia l'organizzazione di questi viaggi studiati per bambini, è iniziata da poco, però già sono partiti bene. Cosa importante, almeno per il momento, le visite che faranno, le faranno qui in zona, quindi Valdobbiadene, Vidor, tutti quei paesini e quei colli che abbiamo visto quando abbiamo girato in bici o anche nelle passeggiate, diciamo, di questi giorni. Beh, oddio, te passeggiate di questi giorni magari te vedi su che cantina i prosecchi, ok? Desmente che passeggiate di questi giorni. Non mi ricordo più. Boh, basta. Bene, quindi iscriviti e ecco, appunto, diceva, poi avendo anche un po' di aree camper, abbastanza aree camper qua in zona, è aperto anche ai camperisti, che così ci si organizza, vi organizzate e si arriva col camper tutti quanti al sicuro, con area camper, corrente, carico e scarico, perché si sa che chi ha famiglia insomma ha bisogno di queste tranquillità, di questi servizi, e dopodiché andate via a divertirvi. La colonna sonora ci è stata gentilmente offerta dal CP. -4 stanotte, si stava anche bene, diciamo. Adesso però le temperature si stanno abbassando, dovremmo arrivare a -8 o -10. Io in ogni caso vado appunto via perché il mio distributore tattico ho sentito dire che non fa più GPL, quindi cosa estremamente grave. Andrò subito a verificare. Subito, nel primo pomeriggio. Volevo far notare velocemente due cose. La prima è il riscaldamento a luce solare. Cioè, seppur siamo in... Oddio, cosa siamo in gennaio? 11 gennaio. Seppur siamo ancora a gennaio, ti dirò che con una bella giornata che batte sull'oblò grande, sulle vetrate e sui vetri davanti del motorhome, inizi già a avere un bel caldino. Ti dico, io sono qua con la maglietta di lana e con questa sorta di dolce vita termico, non ho felpe o altro, e il riscaldamento è spento da un pezzo. Un'altra cosa che ho notato mentre espellevo i miei bisogni fisiologici in bagno, notavo con il singanolefono che su Facebook non c'è mai stato un hater, mentre su YouTube sì. E qual è la differenza? La differenza è che su Facebook hai un'immagine, un nome, un cognome e un profilo, quindi insomma una storia degli amici eventualmente in comune e delle cose che in qualche modo parlano di te. Su YouTube sei completamente coperto dall'anonimato, insomma, a parte chi ha il canale YouTube o chi eventualmente mette il nome e cognome, però anche là te capirà che Mario Rossi dopo te cerchi su Facebook e che vai fuori a minimo 7. Quindi quando un hater su YouTube mi scrive, che peso posso mai dare a quella persona? Cioè, che idea ho io di quella persona, capisci? Marco, tu che sei chimico, se non mi ricordo male, cosa vuol dire quando metti l'acido citrico nei serbatoi delle acque chiare del camper e dai rubinetti ti esce acqua azzurra, blu? Oh, è già arrivata la risposta alla tecnologia, No,
sarei un elettronico, non sono un chimico, però così facendo un po' di discorsi alla serva, siccome è un acido, lui corrode qualcosa e te la porta in uscita, tutto qua. Probabilmente, siccome parliamo nel nostro caso di tubi di gomma o di plastica, sono tutti quanti i residui che sono accumulati negli anni in questi tubi. Ok, quindi secondo i miei calcoli ho un puffo dentro le tubature? Pentole sporche? Grasso ostinato? CP per una pulizia accurata. Grazie al nostro nuovo rimedio naturale CP, finalmente potrai avere le tue pentole lavate e sgrassate come fossero nuove. Campagna per l'adozione dei CP. A Jesolo ho visto veramente di tutto. Ma e Cocò no, e Cocò ancora no. Vero Cocò? Siete anche una razza un po' strana?